Allora, riprendiamo un po' il filo del nostro discorso. Abbiamo avuto tanti messaggi che sono arrivati, anche alcuni dicevano ma può essere una forma di crescita, di sviluppo, un'autonomia maggiore, un'indipendenza maggiore o è una questione di pancia, cioè, obiettivamente, perché poi se guardiamo quello che sta succedendo, in Catalogna l'hanno bloccato, quindi sono in una Ah, fase di bloccato stand-by. intanto, ma non sono processi comunque. Io sono stato in Catalogna, fatalità. Infatti perché mi diceva che è appena Sì, tornato da questo sono viaggio. stato chiamato da loro in un convegno quest'estate e devo dire che condivido la loro battaglia, perché lo condivido in impostazione che loro danno. Cioè, io credo che queste spinte non sono spinte isolazionistiche, come qualcuno retrograde, si torna a parcellizzare il mondo, non è così. Anzi, loro sono convinti che occorre creare un'Europa nuova, fondata sui popoli, sui territori, ma non un'Europa di burocrazia, ma un'Europa veramente dove ci sia uno spirito europeo e dando spazio appunto alle particolarità di ogni singolo territorio. Se c'è qualcosa che oggi che fa da freno alla nuova Europa sono proprio gli stati come l'Italia, la Spagna, eccetera, che stanno riaccentrando tutto su di loro e pensano che l'Europa sia semplicemente un consorzio tra stati. Io invece voglio un governo federale europeo, come gli Stati Uniti, declinato poi nei vari governi territoriali. Due soli livelli di governo, non tre livelli come è ora. Ora, se c'è l'Europa, che senso ha avere una politica estera italiana, francese, eccetera? Sarà una politica estera univoca, sarà una voce unica, allora diventiamo autorevoli nel mondo, diventa il blocco in grado di contrapporsi a est, a Ci vuole uno ovest. spirito però che faccia un passaggio Questo, successivo. ma è chiaro, ma dobbiamo arrivare lì. Ma che sta frenando questo? Non sono certo le spinte indipendentiste della Catalogna, del Veneto o della Scozia, sono gli stati Certo, nazionali attuali che stanno frenando questa creazione di un'Europa dei popoli. Occorre una politica, un esercito unico, una politica estera unica, occorrono delle regole univoche che servono per uniformare i territori, poi occorre una politica territoriale che viene fatta dagli stati territoriali, Sì, come negli Stati Uniti d'America. un attimo solo che c'è una telefonata. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Sono Lucio Chiavegato, chiamo da Verona. Sì, sì. Salve, Salve, Lucio. Saluto buongiorno. Valdegamberi in studio. Prego. Ma il discorso qua che sta facendo Valdegamberi può anche andare bene fino a un certo punto, però sta di fatto che il fallimento della politica europea è sotto gli occhi di tutti quanti. Quindi questa Europa che è nata per far contente le banche e basta, un'Europa Certo. che è nata per far contenti solo i finanzieri, non la Guardia di Finanza, ma i finanzieri, quelli che giocano in borsa, è sotto gli occhi di tutti. Adesso abbiamo Renzi che sta facendo il mago Merlino della situazione, che ci sta illudendo per l'ennesima volta che prima ha dato 80 euro, adesso magari ne darà altri 80 alle persone per metterli contenti, però questa Italia qua è già fallita. Valdegamberi, lo so che non cerca di non esporsi tanto, però l'unica soluzione per salvare la nostra terra, caro Valdegamberi, è l'indipendenza del Veneto. Quindi o da Veneti ci battiamo per l'indipendenza del Veneto oppure verremo trascinati a fondo da questa Italia qua che è già fallita, lo sai benissimo. Misure qua di salvataggio non ce ne sono più, non esistono più, perché abbiamo raschiato il fondo e ormai stiamo raschiando anche il fondo della pentola, stiamo mangiando anche il rame della pentola e non c'è più niente. Quindi o lottiamo tutti quanti per l'indipendenza o altrimenti non ce la faremo mai, perché qua le aziende è una moria quotidiana, le aziende che chiudono tutti i giorni, le aziende che scappano. Questi qua al governo che parlano dell'articolo 18, cioè l'articolo 18 per licenziare meglio oppure per evitare che poi sono balle, perché quando poi un imprenditore va davanti dal giudice prendi sempre torto. Ma non è questa la soluzione, perché di cosa parliamo? Le aziende non assumono, quindi non è che dobbiamo avere maggiori tutele per il licenziamento, le aziende chiudono, mandano a casa le persone e fino a quando riusciremo a pagare le casse integrazione? Chi pagherà le casse integrazione? Questo è un disastro imminente che sta andando avanti, quindi caro Valdegamberi, lotta per l'indipendenza del tuo popolo, anche cimbro, visto che ci tieni, ma per il popolo veneto, perché altrimenti non ne veniamo più fuori. Faccio gli auguri anche a te
però troviamoci uniti, perché qua dovremmo rispondere al popolo veneto e soprattutto i politici un giorno dovranno rispondere perché abbiamo permesso che succeda questo qua. Va bene? Grazie del suo intervento, signor Chiavegato. Allora, nel frattempo, mentre stava parlando, sono arrivati un paio di messaggi. Uno di questi diceva appunto che non ce lo permetteranno mai comunque. Scusa, con i metodi, con le buone. Il concetto è che questo è pensare che non ce lo permetteranno mai chi? Ma chi è che comanda? Non è il popolo sovrano secondo la Costituzione. Io credo che non c'è nessuna cosa, nessuna istituzione che sia eterna, non c'è nulla di inamovibile, alla fine di tutto c'è la volontà. La vera Costituzione è la volontà popolare che si manifesta, cioè in maniera democratica, legittima, non violenta, eccetera. Anche Gandhi dicevano ma non ce la farà mai liberarsi eppure in maniera pacifica ci è riuscito, quindi non c'è nulla di impossibile, forse la barriera è solo mentale, anzi è una barriera dovuta a una sudditanza psicologica che qualcuno ci ha fatto credere, ma non esiste. Ecco, lei stava dicendo prima una cosa, stava iniziando un discorso relativo alla sua esperienza che ha fatto a Barcellona, se non erro, sì, là dove c'era uno spirito diverso. C'è 2,5 milioni, io vado, 2 milioni di persone sulla piazza, dove c'è un'idea che è condivisa non solo dalla gente comune, ma anche dal mondo accademico, dal mondo dell'impresa, c'è un'idea di popolo. Cioè voglio dire, oggi pensare, quindi chi è che li ferma? La Spagna? Li ferma chi? Per adesso li hanno posticipati. Sì, vabbè, possono dire, sì, noi, è chiaro che ogni sistema punta all'autotutela, cioè ogni Costituzione nasce in un contesto storico preciso, che però non è un dogma di fede, cioè non esiste. Oggi questi stati come che si sono indebitati, che sono diventati pesanti, sempre più pesanti, stanno ammazzando il territorio, sono destinati a scomparire. Questi fenomeni che nascono nell'Europa sono un primo segnale che c'è qualcosa che sta cambiando, e questo, ripeto, non è per scendere nei particolarismi, nell'egoismo particolare, ma è per ricostruire un qualcosa di diverso, cioè per ricostruire un'Europa diversa. Non si può partire da questi stati, significa non costruire nessuna Europa. Ecco, Chiavegato diceva prima siamo tecnicamente falliti, cioè di fatto questa è una cosa ricorrente, ci mancano pochi punti per raggiungere il default. Non lo vogliono sottolineare. I punti li abbiamo già superati, ogni limite, cioè abbiamo ipotecato il futuro dei giovani, il futuro di generazioni, dei miei i giovani figli, non sembrano accorgersi. Cioè, c'è un ipotecato, e forse non sono ancora lì, anche i giovani sono abituati forse a vivere ancora in una situazione ancora magari di relativo benessere delle proprie famiglie, e non si rendono conto che abbiamo purtroppo noi ipotecato il loro futuro, e loro dovranno, rinviando i problemi, il debito non è altro che mancata soluzione dei problemi presenti rinviata al futuro. Quindi abbiamo caricato, oltre i loro problemi che si troveranno ad affrontare un domani come classe dirigente lavorativa che guida un paese, anche i nostri problemi che abbiamo rimesso sulle loro spalle. Ecco, io le chiedo, parlando di giovani, ne chiacchieravamo anche prima fuori onda, ci sono dei giovani, anche a Barcellona stessa, in Catalogna, che sono arrabbiati, no? Pur essendo giovani anzi, proprio perché sono giovani sono arrabbiati. Ci portiamo dalla parte opposta del mondo in una lotta sempre di democrazia, visto che molti messaggi inneggiavano una forma di democrazia che da noi sembra venire via via meno. Giovanissimi, sono arrabbiatissimi e lottano per la propria democrazia. Io sto vedendo stiamo per esempio a Hong Kong, esattamente. Esatto. Nel Nord Africa, per carità, tutta la fascia, anche lì il movimento che nasce in ogni caso da giovani, perché non sono certo gli anziani che stanno facendo, dopo per carità, strumentalizzazioni di ogni tipo che subentrano ovunque. Da noi i giovani sono sufficientemente consci, consapevoli e sono arrabbiati in qualche modo, a parte quando gli si toglie la possibilità di avere lo spritz in piazza, che mi viene da piangere per non da ridere, perché quella è una cosa, addirittura una vergogna. Manifestano per la mancanza possibilità di uno spritz in piazza. Una volta i giovani avrebbero alzato barricate, ora si rifugiano dai genitori. Questo che rimango abbastanza così sorpreso per questo silenzio, questo assopimento, questa agitazione, acquiescenza quasi, quando purtroppo sono proprio loro cioè io dico, questi movimenti, questa è anche l'idea, al di là del fatto che la permettano, non la permettano, che riuscirà, non riuscirà, anche di indipendenza, dovrebbe nascere dai giovani, dagli studenti, non da persone che hanno mezza. Noi abbiamo un futuro quando avremo dei sogni da coltivare, quando aspiriamo a qualcosa di meglio, aspiriamo a qualcosa di diverso. Quel giorno che abbiamo cancellato ogni aspirazione, ogni sogno, ogni capacità anche di sognare
e di sfidare anche l'impossibile. Non abbiamo più futuro, vuol dire che siamo... questo un po', come dice lei, un po' mi preoccupa vedere questo, che vedo quando vedo i giovani ad Hong Kong che di fronte alla democrazia, la possibilità di scegliere chi e non essere manipolati da un sistema, si sfidano le forze dell'ordine, rischiano la vita, verranno magari schedati, cioè sfidano un sistema fortissimo e ci mettono del proprio. E attenzione che a Hong Kong non stanno male economicamente. Esattamente, ma lo fanno perché dicono che noi candidati vogliamo sceglierci noi, non fate la triade, voi governo partito comunista cinese, e vogliono conservare quello che è un loro diritto di esprimersi, di appartenere, di decidere sulla propria società. Vediamo che fanno lotte rimettendoci la vita, dall'altra parte vediamo che qua la lotta per lo spritz, insomma, forse un po'... qualche riflessione va fatta. Infatti, assolutamente. Quindi forse manca anche uno slancio giovanile che possa essere propulsore per cambiare qualche cosa, per i vecchi schemi, i vecchi meccanismi, perché poi, per carità, Renzi doveva essere il nuovo, il diverso, dovrebbe incarnare questa energia, poi di fatto è energia di comunicazione. Poi nei fatti noi stiamo ancora a aspettare che questa si concretizzi in cose importanti e concrete, non possiamo darci 1000, 3000, 6000 giorni perché tanto l'Europa non ci ridà neanche, cioè, quindi a un certo punto decidono gli altri per noi, è un posticipare, no, le cose. Manca forse questo da noi? Io mi auguro che comunque sarà la realtà a portarci poi a uscire dal sogno, a renderci conto della situazione. Speriamo di no comunque. Guarda, a me dispiace perché guarda, in questo territorio, che è uno dei territori che il Veneto, che ha tra i più belli al mondo, sembra inutile che noi tutti abbiamo viaggiato, abbiamo visto, qui c'è una ricchezza non solo di paesaggio, di storia, di cultura, ma anche ma è un popolo splendido quello veneto, perché è forse anche talmente splendido che abituato non a protestare, a non a scendere in piazza, un po' perché è abituato a fare, essere operoso, a portare pazienza, a stringere la cinghia, manca questa forse forza reattiva che c'è di ribellione, perché non fa parte del nostro DNA, perché di fronte al problema noi ci si fa sulle maniche, non si aspetta che sia chissà chi lo Stato, qui prima viene la società dello Stato, cioè le risposte ai bisogni. E lo dice la storia nostra e lo dice anche il nostro sistema, i bisogni sociali nascono dalla comunità, nascono attorno alla parrocchia, nascono nella comunità locale, nascono dall'impresa, c'è l'impresa familiare che è un modello, la famiglia diventa anche impresa, c'è tutto un sistema che ha fatto grande questo territorio dove ci si dava da fare, non si protestava contro uno Stato astratto che non esiste, ma si creava lo Stato dal basso, la sussidiarietà, l'ho sempre detto quando ero anche assessore sociale, da noi è più che un concetto che è stato coniato recentemente. Sussidiarietà significa che lo Stato deve mettersi a servizio, le risposte devono partire dal basso, da chi è più vicino ai cittadini, e lo Stato si mette a servizio e non servito dal... Assolutamente. Ecco, per noi è un valore che è sempre esistito, è un valore che fa parte del nostro imprinting, del nostro DNA, e quindi, ed è questo il nuovo modello di Stato leggero che deve essere a servizio, non l'apparato, non lo Stato che annulla la società, ma uno Stato che si mette a servizio della società, che la fa crescere nelle sue espressioni. Sono troppi interessi in gioco, ma questa è una rivoluzione culturale che dobbiamo fare. E no, infatti questa potrebbero farla. È una rivoluzione culturale e mentale, dobbiamo togliere quei blocchi mentali, quindi non c'è nessun obiettivo che sia impossibile, non ce lo fanno fare chi non ce lo fa fare. Anche perché il principio di libertà stabilito dalla Carta dell'ONU dice che il diritto di autodeterminazione è un diritto fondamentale dell'uomo, l'uomo va contro il principio di libertà, insomma. La fermo perché abbiamo svarcato ogni limite. Ne parleremo ancora, a questo punto avremo anche modo di riaffrontare questi temi, sono estremamente interessanti, poi abbiamo visto che sono molto partecipati da parte di voi telespettatori con i tantissimi messaggi che sono arrivati. Io ringrazio il consigliere, lo faccio correre a Venezia, e a voi grazie, buon proseguimento, ci troviamo domani.